L'invasione in città, per usare un termine caro alla nostra amministrazione, di alcune centinaia di rifugiati negli scorsi giorni ha riportato il tema migratorio al centro dei riflettori della stampa e dell'opinione pubblica, spaccata come sempre sulle modalità di primo soccorso e sulla fondatezza del rischio di pubblica incolumità. Il perpetuarsi dei flussi migratori sulle coste lampedusane e siciliane in genere toglie al fenomeno lo status di emergenza. Gli sbarchi provenienti dall'Africa sono ormai episodi periodici e regolari, privi di quella straordinarietà con il quale era consuetudine connotarli fino a qualche tempo fa. Frontex, l'agenzia europea che ha come scopo il pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati dell'Unione, per far fronte a questa ciclicità ha stanziato 7 milioni di euro da destinare all'Italia. Questi fondi serviranno per finanziare tra maggio e settembre prossimo le operazioni Hermes ed Eneas. Inoltre, grazie a un trasferimento di 4,8 milioni di euro dal budget di novembre 2013, è stato possibile condurre le operazioni tra gennaio e fine aprile 2014. Frontex per il 2014 ha un budget complessivo di 89 milioni di euro. Di questi 42 milioni sono destinati alle operazioni, in particolare 21,4 milioni per le operazioni in mare. Dopo la tragedia di Lampedusa nel novembre 2013, Frontex aveva ricevuto una somma aggiuntiva di 8,2 milioni. Di questi 7,4 milioni per risposta operativa alle frontiere marittime e 750.000 per attività del centro di supporto dell'agenzia. E in merito alla situazione degli aiuti è intervenuto il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Lavoreremo per trasferire in Italia la sede di Frontex, con l'obiettivo di sensibilizzare l'Europa su questo tema. Bisogna trovare i fondi necessari per affrontare la situazione e trasformare l'immigrazione in un problema europeo. Fondamentale, ha aggiunto Alfano, è la presenza delle forze dell'ordine nella gestione dell'emergenza immigrazione, i cui flussi hanno assunto una natura strutturale e non più migratoria. Questa è la nostra linea anche su questi temi.